No, I'm not a writer. Hai visto le papine? Le pappe di Amy sono qui? Dov'è le pappe di Amy? Mangiamo pappe di Amy? Pappe di Amy! Mangiamo pappe di Amy! Ancora! E insomma ragazzi, dove siamo? Siamo al lago di Barcis. Siamo nell'area camper che non so se bisogna pagare. Noi intanto ci siamo messi qua. E c'è l'acqua che è chiusa, ma tanto noi abbiamo il pieno, non ci serve neanche, ci siamo già fatti la doccia e tutto. C'è la corrente, però non lo so, non capisco l'interruttore se è usabile oppure no, non mi fido. Preferisco quelle, sai, le colonnine che hanno la levetta, no, dell'acceso spento. Qua è un po', non lo so, cioè attacchi diretto, boh, non so. Sai che io e la corrente, Comunque, vediamo un attimo, approfittando della finestra di cane pericoloso, noi siamo, c'è l'oscurità, tu non vedi niente, c'è un silence, un buio pesto, e vedi che ci sono quelle luci lì in fondo, quello è il centro, diciamo, dopo il lago. Bello. E siamo in vista lago, proprio bello. Cane, tu hai mangiato come un cane, un cane obesoloso e io adesso mangio anch'io. No, prima di andare a dormire devo farti vedere una scoperta. Allora, a parte la mia bellissima pileta qua, vedi che è calamitata, è a LED, ricaricabile e ha anche il sensore di movimento questa qua. Ma forse te l'avevo già fatta vedere, sì. Ma quello che ho scoperto è che vedi il porta Scarface, no? Ci sta giusto il cellulare, guarda, così, tac, eccola, messo il cellulare, figata, per la sveglia la mattina, dopo gli dici porca troia, e dopo 2 o 3 porca troia vorrei andare al lavoro, va bene dai, notte. Buongiorno l'Italia, cos'è sta luce? E dopo ti faccio vedere il mio nuovo accessorio. Allora, io direi che oggi ci mettiamo queste braghe zinganissime, sono braghe da pesca, da caccia, che dentro, vedi, sono in pile e fuori sono impermeabili, antivento, eccetera. Ottime. Banana, vicini. Guarda la novità, vedi? È la torcia, questa è anche subacquea per fare le riprese di notte, no? O sott'acqua. E io credo che farò tipo una recensione di tutte ste robe, ste diavolerie. Farò dei micro video, no? Perché secondo me può essere anche interessante. Tanto te la faccio vedere così. E soprattutto, vediamo. Ah, come ci siamo svegliati stamattina. Guarda che risveglio stamattina. Guarda che risveglio. Sono ancora incomodo, però ho preso il caffè, aspetto che faccia effetto. E dopo usciamo io e cane pericoloso e facciamo una mega passeggiata, perché vedi subito là sotto c'è già la passeggiata per costeggiare tutto il lago. Figata. Eccoci, intabanati o intabarati a dovere. Cane, fai vedere il tuo capotino nuovo, tutto imbottito, sì, che bello. Perché andiamo a farci male, dai, vieni. Vedi, questa è l'area camper. Mi sono anche attaccato al 220, così le batterie erano piene, però ho detto ma sì, guarda, sei fronte lago, è una strafigata. È tipo 12 euro al giorno, ma mi sa che nel periodo invernale è free. Vieni cane. Wow, che fuori. Aspetta, ti mollo un pochino. Il fatto è adesso che sta iniziando a nevicchiare, no? C'è un po' di nevischio e io non lo so perché c'è una discesa per venire qua, una sola, e con relativamente tornante, non è particolarmente difficile, solo che col camper se io ho anche le gomme vecchie, non vorrei mai. Adesso vediamo come si evolve riguardo il meteo.
carini, sono ripassati i signori, quelli che avevano il camper, che avevo un po' acciacolato ieri, no? E mi hanno detto che domani nevica, domani pomeriggio. E noi domani pomeriggio dovevamo andare via. E allora che famo? Io credo che oggi tanto le girate ce le siamo fatte. Oggi pomeriggio, andiamo via e vediamo cosa c'è in pianura. Perché a me fa paura quella discesa là, c'è una discesa contornante. Una sola, però cioè se scioli, scioli. Perché ho le gomme vecchie. Dimmi cane. Digli che abbiamo le gomme vecchie. Siamo barboni noi. Guarda che vengono a trovarti, hai visto? Guarda che vengono tutti a trovarti. Ciao! Ciao Oco! Sì, non è proprio molto felice, però insomma. Vero Oco? Dimmi. Cosa c'è? Dimmi. Devi dire le cose. Devi dire le cose. Dimmi. Dimmi tutto. Cosa? Sì? Va bene, dai. Noi andiamo però, che dobbiamo far pappe. Ok? Buon. Ciao. Tanto la faremo la puntina al lago di Barcis. Qui è veramente bello, ci torniamo senz'altro. Una l'avevo fatta velocemente, che eravamo passati coi zingari. Però ragazzi, ho veramente le gomme vecchie. Non posso fare quella discesa là. E adesso è il caso che andiamo noi.